Onorevole Presidente, onorevole Vicepresidente di due vicepresidenti, il suo discorso è stato particolarmente complesso, ma ha evidenziato un conflitto costituzionale e di interessi straordinario. Lei non è stato incaricato dal Presidente della Repubblica, è stato incaricato dall'onorevole Di Maio. Questo è un governo Salvini che ha avuto come presidente che ha dato l'incarico il presidente Berlusconi, che ha incaricato Salvini di fare un governo. E Salvini lo ha fatto. Salvini può essere detto un Bersani riuscito. Non avete consentito a Bersani di fare quello che invece Salvini è riuscito a farvi, riducendo l'onorevole Di Maio al prossimo Alfano, a un futuro straordinario. D'altra parte, ammiro il discorso di Molteni, così estremista, che credo che oltre alla giornata indimenticabile qui avremo una maggioranza inesistente, perché voglio vedere con quale coraggio i deputati di 5 Stelle voteranno il programma indicato da Molteni, voteranno il programma contro qualunque matrimonio che non sia quello cristiano. Io lo capisco, però ci sono tante strade, tante vie. E allora qualcuno un giorno dirà che questo è un governo illegittimo e proprio perché dove c'è disordine e ignoranza io prospero, darò la fiducia a questo governo. Una fiducia piena per vedere il vostro declino. Deputato deve concludere, se no le levo la parola. Voglio ricordare che da un dibattito democratico potevano nascere per Forza Italia suggestioni per votare Salvini alleato con loro. Oggi in tutte le amministrazioni comunali d'Italia in cui si vota Lega e Forza Italia sono insieme in Italia e sono contro il Parlamento. Qualcosa non funziona. Ricorderò allora che Jung diceva il limite della Trinità è di non inglobare il diavolo facendo la quaternità. Inglobiamo 5 Stelle e facciamoli morire. Grazie. Mi pare che la proposta dell'onorevole Santelli e il ravvedimento dell'onorevole Migliore indichino la natura non soltanto politica ma mafiosa degli scioglimenti di comuni che rimangono per anni senza democratica amministrazione e poi il Consiglio di Stato risarcisce il comune ma non il sindaco. Io ho avuto il comune sciolto per mafia, non c'è un solo indagato dalla magistratura, è stato un atto di sfregio, di mascariamento, non so se contro di me, ma certamente contro la lotta che io ho fatto contro le pale eoliche che oggi sono il principale momento di profitto per la mafia. Io fui cacciato per non continuare quella lotta, ma senza parlare di me parlo di Ventimiglia, di Bordighera, di Raccalmuto, dove un grande sindaco è stato umiliato e con lui il nome di Sciascia. Occorre che il Parlamento e la Commissione valutino quando quegli atti irresponsabili, il mio comune fu sciolto dalla Cancellieri su proposta di Maroni. Nessuno dei due ha ascoltato la verità delle parole di un comune che era rinato e che è tornato nell'ombra grazie allo scioglimento per mafia. Pensate a cose come queste che sono violenza mafiosa dell'antimafia. Nesci, prego. Illustre Presidente, in ordine alla considerazione dell'onorevole Cortellazzo, vorrei segnalarle che qui dall'alto, dove posso vedere in vastità a destra e a sinistra i banchi dei miei colleghi, non vedo nessuno che abbia la carta aperta sull'emendamento di cui si parla. Evidentemente l'interesse e la coscienza dei singoli deputati è molto rallentata. Mi chiedo allora perché come idioti dobbiamo votare per avere parere contrario? Non sarebbe propizio e opportuno porre la fiducia su questo documento se l'ordine è quello di votare comunque sempre in modo meccanico anche davanti all'evidenza? Io non so e non lo sanno, lei può chiedere all'onorevole Russo,
ai miei illustri colleghi Angelucci di quale emendamento si parli. O siamo inconsapevoli, o siamo incoscienti, oppure capiamo che è inutile. E ciò che è inutile è dannoso. E ciò che è dannoso non va fatto contro la coscienza di un singolo parlamentare. Poi mi chiedo, perché devo dare il mio dito Concluda. per spingere questa macchina idiota che impone di non registrare? Cioè vogliamo perdere per ogni voto 1 minuto e mezzo perché lei vede se io ho votato? Ma che senso ha riprodurre una cosa voluta da Fini per ragioni imponderabili? Riportiamo legittimamente il voto alla fiducia nei singoli deputati che votano per quello che sono. Evviva i pianisti! Grazie. Evviva i pianisti! Adesso. Onorevole Presidente, vorrei porre alla sua attenzione, conoscendone l'anima gentile e sensibile, un problema generale e un problema relativo all'ordine dei lavori. Come lei sa, io ho una particolare affezione per i membri del TAR e per la giustizia amministrativa e anche per la Corte dei Conti. Essendo le 18:44, mi chiedo, arriveremo mai in questa giornata a votare per l'elezione dei 2 componenti del Consiglio di Presidenza? O dovremo pensare che arriveranno chissà quando? Ancora per il Consiglio della Corte dei Conti, ancora per il Consiglio di Presidenza, o andremo avanti a notte inoltrata per discutere un testo fondamentale su cui c'è un mutismo assoluto del governo e la consapevolezza di ognuno che ogni emendamento verrà respinto, però con una apertura di cuore formidabile. Grazie onorevole Sgarbi. Parlano sapendo che verranno sempre bocciati. Chiedo, potremmo mettere questo decreto in una condizione tale da avere un voto d'urgenza, un'accelerazione? Grazie onorevole Sgarbi. Serpeggia, onorevole Presidente, un dubbio nel subcomitato Pentangelo, Sibiglia, Fasano sulla modalità del voto per 2 componenti del Consiglio attraverso il procedimento elettronico. Onorevole Sgarbi, non è all'ordine del giorno. Quando ci arriveremo farà questo quesito. No, però volevo chiederle, non potremo Quando arriveremo faremo questo quesito. Ci farà questo quesito. Grazie, procediamo. Ci sono altre richieste di intervento? Onorevole Sgarbi, su questo non si discute adesso, si discuterà quando arriverà all'ordine del giorno. Adesso siamo sull'emendamento. Onorevole Sgarbi, la dirà quando arriveremo sul punto e le darò la parola per dirla. È sul terremoto, prego onorevole Sgarbi, se è sul terremoto, ma ci mancherebbe. Sul terremoto, ma in ordine a una questione di cui non ho sufficiente chiarezza. È nel potere del Presidente della Camera suggerire al Governo per un decreto blindato il voto di fiducia per evitare conati inutili e tentativi di ottenere... Questo addirittura è un altro tema che non ha a che fare con l'emendamento in oggetto. Grazie onorevole Sgarbi. Onorevole Presidente, la Camera è riunita in ordine al punto unico dell'ordine del giorno che dice comunicazioni del Governo sul crollo del Ponte Morandi di Genova il 14 agosto. Siamo qua tutti in una seduta dolente e l'interessante dibattito sull'ordine dei lavori sollevato dal Ministro Orlando, da un membro storico del CSM, dall'Avvocato Sisto, al di là della funzione parlamentare, in ordine alle sue responsabilità, ci induce a pensare che sia materia cogente su cui valutare l'opportunità indicata dai colleghi. Ma dal momento che queste comunicazioni sono trasmesse da un Ministro che è vivente e che è informato dei fatti, non vedo perché deve nascondere a noi i nomi di quelli che hanno fatto pressione su di lui. Ce li dica, non li nasconda, non sia loro complice e colluso con quelli che lo hanno minacciato. Non mi importa che denunci o che tocchi a lei farlo, voglio sapere da lui, che ci informi lui chi lo ha tentato di intimidire. I nomi qua, in quest'Aula, davanti a deputati come lui responsabili dell'andamento della nazione e dei diritti che hanno i cittadini di sapere la verità. O volete secretare quando avete dichiarato di desecretare? Dovete secretare la sensibilità, l'anima sensibile di Toninelli? Dovete far sì che non sia turbato? Ci dica i suoi turbamenti e gli saremo vicini.
Per favore, per favore, per favore, per favore. Per favore, così non possiamo andare avanti. Per favore, per favore. Un richiamo nel merito rispetto al ruolo del Ministro delle Infrastrutture. La parola vigilare e vigilanza che abbiamo sentito è inequivocabile rispetto alla responsabilità. L'articolo 28 della concessione, che in questo caso non è più a carico dell'ANAS ma del Ministero, della Direzione Generale Vigilanza dello stesso, stabilisce che il concedente vigila affinché i lavori di adeguamento delle autostrade siano eseguiti a perfetta regola d'arte, a norma dei progetti approvati, e sui lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e sui ripristini. Mi chiedo quale responsabilità senta il Ministro e il suo Ministero per quello che è accaduto, di cui piena responsabilità è l'assente vigilanza. Gentile Presidente e gentili colleghi che ho raggiunto in ora tarda, nonostante il regolamento non lo preveda, ho scoperto qualche minuto fa, attraverso un antico commesso di aspetto giovanile, che l'innocuo taglio delle unghie non è consentito, come se nella lunga attesa curare il proprio corpo fosse indecoroso per quest'Aula. Mentre invece sono decorosi e legittimi i tagli dei finanziamenti ai comuni che attendono il risarcimento delle periferie. Quelli sono legittimi. Che un gruppo di sciagurati uomini di governo tradisca le aspettative di tanti uomini che hanno garantito nella funzione di sindaci il risarcimento delle periferie è cosa buona e giusta, anche se ingiustificata. E mentre un uomo che ha onorato l'Italia e che oggi è senatore a vita dichiara con una prosa lirica e concreta: siamo un paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per fare manutenzione. Lo dice, lui genovese, pensando che le periferie hanno l'età breve del ponte di Genova e che, come è accaduto in alcune scuole d'Italia, può essere che mal costruiti per speculazione e violenza da parte di geometri e architetti incapaci, quegli edifici portino a morire in un futuro breve per mancanza di un'attenzione dello Stato rispetto alle garanzie che devono dare a giovani, a studenti e a persone che abitano in quegli alloggi popolari, spesso di fragilissima costituzione. L'esperienza del ponte di Genova non è stata sufficiente, occorre ancora sangue, occorrono ancora morti perché questo governo intenda il suo dovere di mantenere i luoghi dove vivono persone abbandonate a se stesse, mentre programma finanziamenti criminali contro il paesaggio per incentivare l'energia falsamente pulita di pale eoliche che distruggono, insieme all'orrido fotovoltaico, i paesaggi più belli dell'Italia meridionale. Questo va bene, per questo i soldi ci sono, per recuperare le periferie non ci sono. Allora, onore a Renzo Piano, il cui intelletto dà al Senato una dignità, che avrebbe potuto dare, e voglio chiudere con questo, la mia richiesta al Presidente della Repubblica di allora di dare l'onorificenza di senatore a vita, e lui stesso la rifiutò in quel momento, a un uomo straordinario che ha reso in queste ore l'Italia più povera. Mi riferisco a Guido Ceronetti, il più grande scrittore italiano, morto senza che quest'Aula, intenta solo a demolire le garanzie per i poveri, avesse una parola di memoria. Si ascolti Renzo Piano. Si pensi che al Senato stanno persone che hanno intelletto e intelligenza, si segua quello che dicono e le pecore e le capre che stanno in Parlamento non abbiano il coraggio di violare parole di verità. Onore a Renzo Piano, onore a Guido Ceronetti, oggi l'Italia è più povera e per i poveri nessuno fa nulla. Grazie, sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso dell'ordine del giorno, sospendiamo a questo punto la seduta. La ringrazio Presidente. Semplicemente per dire che la Camera dei Deputati
assume rispetto alle posizioni, alle mozioni e ai voti non solo un significato politico ma anche un significato etico, e quindi le posizioni che noi assumiamo rappresentano l'identità di una nazione che ha alcuni fondamenti essenziali, fra i quali il rispetto delle diversità, di ogni diversità, e l'attenzione a quello che è per i più deboli, per gli ebrei di ogni momento, l'atteggiamento che ha assunto, interdetto da un'azione giudiziaria criminale, il sindaco di Riace Lucano, il cui atteggiamento politico è lo stesso di chi ricoverava gli ebrei in età fascista. Ritengo che una magistratura che interdice un'azione di tutela dei più deboli e dei perseguitati è una nazione che non ha lo spirito del diritto rispetto a quello che la magistratura deve fare e non deve fare. La ringrazio. Non deve interferire con la politica. Onorevoli colleghi, condivido le perplessità e le motivazioni espresse in modo, non dirò insufficiente, ma insoddisfacente, perché qualunque cosa possa fare Guido Crosetto rispetto alla sua lunga militanza di parlamentare e di uomo di governo, sarà difficile immaginare che vi sia chi più di lui rappresenti il pontiere fra un'area centrista con le difficoltà che ha Forza Italia e con la difficoltà che ha anche di identificare una propria posizione rispetto alla maggioranza di governo, una parte della quale è condivisa con Fratelli d'Italia e Forza Italia, e venendo Crosetto da Forza Italia dopo una lunga militanza, egli rappresenta il ponte in tempi in cui i ponti crollano, e un crollo sarebbe anche il suo andarsene da qua, salvo mantenere un vigoroso rapporto politico con Fratelli d'Italia in relazione a Forza Italia, in un allargamento che io immagino da tempo di una costituente per una destra o centrodestra plurima, articolata in profondi valori culturali, con radici non soltanto politiche ma di conoscenza e di scienza, e quindi per istinto, al di là delle motivazioni che possono essere umanamente comprensibili, credo che politicamente sia grave perdere Guido Crosetto in una funzione così essenziale per riabilitare una identità del centrodestra o di un centro con la destra come lui ha rappresentato. La sua stessa postura, la sua dimensione è così ampia che credo possa contemperare sia il ruolo politico che quello che vorremmo capire lui ritenga migliore di questo. Nulla per un uomo è più importante che fare politica, e Crosetto a questo dovrebbe riflettere, al di là di qualunque prospettiva gli tocchi per il futuro. Grazie e speriamo che non se ne vada o di non cacciarlo. Grazie a lei. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Basini. Prego. Volevo a titolo personale manifestare totale consenso alle parole dette con viva passione dall'onorevole Fiano e ricordare che non sono bastate le minacce e il comportamento di Rocco Casalino. Oggi quello che si lamenta è che un ministro di 2 ministeri non sappia che i poteri sono 3, legislativo, esecutivo e ordine giudiziario. E non c'è bisogno di minacciare il ricorso alla magistratura per difendere il buon diritto delle scelte di un governo. Se poi, come già accaduto, Di Maio vota a sua insaputa, sarà un problema psichiatrico e non politico, ma non riguarda la magistratura, che non deve entrare nelle scelte dell'esecutivo e del legislativo. È ridicolo. Torni a scuola e trovi un giorno un vero lavoro che non ha mai avuto. Onorevole Presidente, volevo condividere l'intervento dell'onorevole Moulet, valutare che i limiti di un parlamentare intercettato, di cui si interpreta un pensiero volto al crimine, sono stati con molta attenzione valutati dal Presidente e dal relatore della Commissione,
a cui voglio indirizzare un plauso per essere stati in grado di sceverare una parte di ciò che è meritevole di attenzione e di responsabilità e ciò che invece è una induzione colpevole del magistrato, per cui credo che la proposta di Moulet abbia un fondamento e una sensatezza. Onorevole Presidente, volevo denunciare la flagranza di un reato molto chiaro, il traffico di influenze, che è esercitato dopo molti mesi di assenza dell'onorevole Salvini e dell'onorevole Di Maio, dalla loro presenza per impedire a saggi e autonomi parlamentari, vincolati all'articolo 67, per poter essere liberi di votare come vuole il governo in modo obbligatorio, senza libertà personale, perché non possono non sapere loro, amici della Lega che io stimo, più dei 5 Stelle che sono come dire dei profughi, cosa vuol dire governare un paese. Deputato Sgarbi, governare un paese usi parole appropriate. Senza avere dirigenti veri, lo sanno, e il loro voto contro gli emendamenti è un voto di vigliaccheria e di traffico di influenze. Grazie. Abbiano coraggio di tornare liberi. Grazie. Liberi. Quindi pongo in votazione l'emendamento 7. Io ho parlato con l'onorevole Maratin, che è andato semplicemente a parlare con un amico senza alcuna intenzione bellicosa. E aggiungo che non riesco a capire l'onorevole Borghi quando dice di parlare in veste ufficiale. E quando non lo siamo? Siamo talvolta in veste privata? Siamo sempre in veste ufficiale e lei ha il dovere di rispondere a lui in veste magari ufficiosa. Io ora che la deputata Comaroli stava intervenendo, se può continuare a intervenire, prego. Per favore. Sì, grazie. Deputato Molteni. Il tempo mi viene fermato, vero? Deputato Molteni, Maratin, Sgarbi, le scuse o quello che dovete fare lo fate dopo, non in questo momento. Torniamo ai nostri posti in modo che può continuare la collega, ma non è modo. Andiamo avanti. Proprio perché le parole hanno un peso, condividere alla lettera l'intervento dell'onorevole Lupi, che ha dichiarato, come lei stesso pensa, inaccettabile questo metodo. E proprio perché a me ha colpito, e l'ho citato e lui l'ha ripetuto, lei ha dichiarato con onestà davanti a una giusta rimostranza del PD che è sconsigliabile ciò che accade, mi chiedo se lei e il Movimento 5 Stelle, che è un giovane movimento, non siate presi da una senescenza precoce. Diceva la Rochefoucauld, i vecchi danno buoni consigli perché non possono dare cattivi esempi. Voi date buoni consigli e cattivi esempi benché giovani. C'è qualcosa di inquietante. Se perfino voi vi ribellate a voi stessi, siete già vecchi e i vecchi si avviano a morire. Alle considerazioni dell'onorevole Fiano. Sì, ma sul regolamento. Sì, sul regolamento ce l'ho davanti. Vorrei, in senso garantista, ricordare all'onorevole Fiano e anche a lei che esiste nella Costituzione l'articolo 68 che investe non l'immunità, come molti pensano, ma l'insindacabilità delle opinioni espresse in quest'Aula, la quale in ordine all'autodichia non può immaginare che la magistratura entri per sanzionare un deputato 5 Stelle per la diffamazione. Aspetta che ti voglio dire, c'è però uno strumento che lei deve applicare, che è l'articolo 58. Se si ritiene diffamato l'onorevole Fiano può chiedere che il deputato sia accusato di fatti che ledono, come ha detto, la sua onorabilità e che quindi si nomini una commissione interna la quale giudichi la fondatezza delle accuse. Quindi non un tribunale, ma questo Parlamento con lei che accogliendo la sua volontà, la sua natura di diffamato, nomina una commissione, ma non credo che occorra richiamare magistratura. Qui siamo immuni, siamo insindacabili e diciamo quel cazzo che vogliamo. Deputato Sgarbi, moderi il linguaggio, le dico solo
Onorevole Presidente, abbiamo sentito da ogni parte politica posizioni condivisibili che hanno portato deputati di vari gruppi a sottoscrivere un ordine del giorno che viene dal PD. Devo anche osservare l'eleganza dell'onorevole Boldrini, che ha chiesto la tutela anche per un giornale che spesso l'ha aggredita in modo inaccettabile come Libero. Però mi chiedo contemporaneamente, c'è un silenzio che mi stupisce, un silenzio di un partito democratico, che non è il Partito Democratico, mentre Fratelli d'Italia hanno una tradizione che, anche se lontanamente, risale a un'ideologia totalitaria. E mentre l'onorevole Boldrini, non so se personalmente, sta in un partito che si chiama LeU, che appoggia Maduro, che è contro ogni libertà di intellettuali liberi di poter esprimere il loro parere e lo chiede in Italia, contraddizione palese, mi chiedo perché gli amici della Lega non si dissociano per una volta da 5 Stelle, che attraverso il loro rappresentante vuole questa ridicola censura, e non dicono quanto la Lega Nord ha avuto da Radio Radicale, quanto un partito democratico come la Lega Nord deve avere il coraggio di non votare per un governo in cui una parte è per la censura della libertà democratica. Loro, che hanno avuto in Libero un giornale che li ha sostenuti, abbiano i coglioni di dire stiamo per la libertà. Onorevole Sgarbi, deve utilizzare un linguaggio consono a quest'Aula, lei lo sa. Lei lo sa. No, non provochi, e quindi utilizzi un linguaggio consono a quest'Aula. Il linguaggio è un linguaggio usato nella letteratura da grandi non intellettuali può come utilizzarlo, non può utilizzarlo in quest'Aula, in ogni onorevole caso, Sgarbi. io chiedo che si esprima per la Lega in questo Parlamento un rappresentante che abbia il coraggio di dire la verità, dissociandosi da censure totalitarie di un partito che è arrivato quasi per caso in Parlamento, senza veri eletti, altro che nel nome di un leader non democratico come Grillo. E quindi vi chiedo anche quelle contraddizioni che contraddistinguono nuovi partiti democratici come Fratelli d'Italia e come LeU, indipendentemente dall'adesione che ha dato LeU a Maduro, che mi sembra totalmente in contraddizione con la richiesta di libertà democratica per Radio Radicale e per le altre testate. Non c'è in Venezuela quella libertà, non c'è. Onorevole e parlate Zanella. voi, non tacete, vergognatevi di tacere. Onorevole Zanella, prego. Onorevole Presidente, le parole con cui il rappresentante di 5 Stelle ha dichiarato di votare la mozione sembrano contraddire una parte del suo intervento, come se fossimo di fronte a 2 governi, un governo rappresentato dalla Lega, che è sulle posizioni che abbiamo sentito, e un governo pieno di turbamenti per Maduro, che è quello rappresentato da 5 Stelle. Voglio semplicemente ricordare che il Venezuela è il paese più violento del mondo, con dati che sono stati forniti a me dalla nostra ambasciata dopo aver visto un video raccapricciante, con 27.000, 30.000 omicidi all'anno. Caracas ha un tasso di 81,4 morti violente su 100.000 abitanti rispetto allo 0,8 dell'Italia. Vi sono stati, per manifestazioni politiche da parte delle azioni delle forze dell'ordine nel 2018, 7.000 morti, 160 morti nel corso di democratiche manifestazioni politiche tra aprile e luglio 17 e quelle di quest'anno. Mi pare che i dati siano così evidenti da indicare che in quel paese non c'è spazio per il governo Maduro e per qualunque governo si ispiri a visioni totalitarie di matrice comunista. Per cui non vedo alternative per un Parlamento democratico e rimango abbastanza turbato dal fatto di avere un governo a 3 voci, la voce di Moavero, che è una voce serena, la voce della Lega e la voce di 5 Stelle. Quella dissoluzione del governo che io ho previsto nel corso di questi mesi si avvia evidentemente a compimento. Lasciamo il Maduro che resta agli amici di 5 Stelle. Leggendo, onorevole Presidente, questo emendamento, mi pongo il problema di un tema generale della Costituzione, che è la responsabilità individuale. E quindi, proprio in ordine a quanto abbiamo appena detto, mi sembra che sul piano etico nessuno di questo Parlamento possa non approvare questo emendamento, salvo mancare sul piano etico al rispetto dell'individuo, il quale non ha la responsabilità di quello che non conosce.
Quindi invito l'amico psicologo, sociologo e montiniano a valutare nella sua coscienza che sul piano etico non si può non votare questo emendamento. Chi non lo vota, mafioso è. Mafioso è. Questo non può dirlo, onorevole Sgarbi. Non può esprimersi attraverso ingiurie nei confronti dei colleghi parlamentari. Onorevole, e il voto naturalmente è sempre libero. Onorevole Bartolozzi, prego. Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, farò un intervento abbastanza insolito perché riguarda due rispetti, quello della dignità del Parlamento e quello della scelta individuale di lasciare il luogo dove si rappresenta il popolo in nome di un'altra eventuale importante funzione. È per questo che mi sembra di poter dire, e credo che sia nuovo in quest'Aula, che il matrimonio, dal mio punto di vista, è la cosa che più assomiglia al mandato parlamentare. Il mandato parlamentare è una scelta di rappresentare un valore, non è un valore etico nel senso più stretto, né un valore familiare, ma il mandato parlamentare è come il matrimonio. E quello che oggi chiede l'amico Crosetto è un divorzio da parte di un'area politica che sui valori è particolarmente sensibile. L'insistenza fa credere che abbia ragione, ma siccome il matrimonio è evitabile, mi chiedo perché si è candidato, qual era la necessità di assumere un ruolo sacro rispetto al popolo che appare di tutti i ruoli che io vedo nel mondo l'unico in cui si indicano limiti e riserve. Avete mai visto un dipendente di qualunque impegno, di qualunque lavoro, di qualunque professione chiedere di ridursi lo stipendio? Chiedere di rinunciare alla pensione? Questo è l'unico posto in cui si fa opera di continuo masochismo. Io non ho mai visto una categoria, professori, magistrati, architetti, chiedere cagliamoci lo stipendio. È un'ansia che hanno gli amici di 5 Stelle, si caridano lo stipendio se vogliono. Perdiamo il vitalizio, c'era, è tutto così. Ora, anche questo mi appare, da parte di Crosetto, una forma di masochismo. Nessuno gli ha chiesto di fare il parlamentare, lo fa in maniera alta e nobile, come abbiamo sentito, e continuerà l'impresa politica in un'area che avrà sicuramente, con il declino che mi pare evidente delle forme con cui questo governo rimane in piedi, sarà importante che da quella parte ci sia una compagine unita. Farà politica ancora o toglierà la saggezza, la probità, i valori che qui ha rappresentato anche sul piano della sua attività politica? È una cosa che un po' mi inquieta. Mi pare inevitabile che egli se ne debba andare se lo vuole, ma mi interrogo su molti punti, che non sia anche questo il segnale che questo è un luogo che è meglio non frequentare, che è meglio evitare, di cui è meglio non avere il rango, meglio non essere onorevoli. Io sono anni che vengo chiamato professore anche quando ero deputato, perché onorevole è qualcosa di screditato, di cui parlano male gli stessi deputati. Ora, io vorrei che si finisse di parlare male di quello che si fa. Iniziai la mia campagna contro la magistratura quando essa volle venire ad aggredire la politica attraverso azioni che toccavano perfino il Parlamento all'epoca di Napolitano con la finanza che voleva entrare. Chi entra in quest'Aula dovrebbe essere orgoglioso di farne parte e non chiedere di andarsene. Quali siano le ragioni, se non sono di ordine sanitario, di malattie o di altro che inducono Crosetto ad andarsene, è anche questa una triste forma di depressione del ruolo parlamentare. È meglio un'altra cosa. Per me nulla è meglio che essere parlamentare. E fino all'ultimo difenderò la funzione che ho assunto e che ho scelto, per cui sono stato eletto, ricordando che quando poi qualcuno se ne va dal Parlamento gli può rischiare, gli può toccare di essere Presidente della Regione Calabria, di essere da 3 mesi ristretto a casa sua a San Giovanni in Fiore, parlo del collega Oliverio, senza avere nessun arresto domiciliare. Questo dobbiamo vedere, una irruzione continua di altri poteri che deprimono questo e noi d'accordo a dire sì, siamo colpevoli, siamo una classe politica piena di privilegi, il caffè deve costare di più. Insomma, credo che Crosetto farebbe bene oggi a ritirare le sue dimissioni e a dire voglio essere parlamentare, è la cosa migliore che posso fare. Nulla è più alto che essere parlamentare. Grazie onorevole Sgarbi.
Salutiamo gli studenti e gli insegnanti dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Giustino Fortunato di Napoli, che oggi sono venuti ad assistere ai nostri lavori. Grazie per la vostra presenza qui. Ho letto, come tutti i colleghi, onorevole Presidente, la notizia della morte di Massimiliano Bordin. Devo dire che ho sentito con interesse le parole della Polverini e della Boldrini. Faccio un po' fatica a sentire le parole del capogruppo, credo tale, del Movimento 5 Stelle, credo, che ha dichiarato attraverso due suoi illustri rappresentanti, il sottosegretario Crimi e il ministro dello sviluppo: la nostra posizione è molto chiara, l'intenzione del governo, mia e del ministro dello sviluppo, è di non rinnovare la convenzione con Radio Radicale. Si vergognino di piangere adesso contro quello che hanno voluto chiudere. C'è un limite alla indecenza. Quelli che oggi piangono Bordin hanno chiuso Radio Radicale, o la riaprono dopo la morte di lui e tutti insieme rinnegano quella stupidaggine del dottor Crimi e del dottor Di Maio, anzi il dottore Mai, oppure non ha senso il loro pianto verso uno che hanno umiliato per versare 300 euro ogni deputato alla piattaforma Rousseau. Sono soldi di Stato che vengono dati a un'iniziativa privata. Ora, una cosa come questa indigna, soprattutto perché tutti voi sapete, e lo leggiamo in un bell'articolo di Merlo, che ha indicato con esattezza l'indegnità di quella scelta di Crimi e di Di Maio, che 430.700 registrazioni, 12.000 sedute di aula, 10.000 sedute di commissioni parlamentari, 3.000 congressi, 20.000 conferenze sono stati proposti a noi da Radio Radicale. L'unico modo di commemorare Bordin è non chiudere Radio Radicale. Si vergognino questi falsi democratici, i quali sono indegni di quello che hanno detto. Non posso che compiacermi, onorevoli colleghi, della nobiltà di questo ricordo di un politico che ha segnato la storia e di pensare che il ricordo degli uomini grandi ci induce alla meditazione sulla fragilità di questi tempi rispetto al tema della politica. Dopo aver sentito il saluto "Ciao Enrico" di una giovane deputata, vorrei ricordarvi però che se dobbiamo procedere per riferimento ai grandi uomini, sono 25 anni che è morto Giovanni Spadolini, e vorrei ricordare quel nome come il nome di un grande liberale i cui valori sono ancora vivi e non di un uomo i cui valori sono stati travolti da successori non in grado di mantenere viva l'idea comunista che egli fino all'ultimo ha perseguito. Spadolini è al centro di una lunga storia in cui la cultura, l'arte, la letteratura, la conoscenza, il Ministero dei Beni Culturali hanno dato un senso diverso alla nostra nazione. In nome di quella visione liberale credo che anche per lui occorra un ricordo e forse ogni tanto in questo Parlamento ricordare i grandi uomini che abbiamo alle spalle. Ricordo Enrico Berlinguer, ricordo Giovanni Spadolini. No, in verità, onorevole Presidente, ho cercato di intervenire sul 6.3 che avete pensato di ritirare, non capisco bene perché. Se esiste una logica delle cose, io leggo che il punto G, che è posto all'attenzione di tanti, un punto sicuramente significativo, parla di tutela dei minori, che è una cosa specifica. Casomai aggiungiamo un altro punto, un punto I, un punto H, ma non riesco a capire perché se parlo di tutela dei minori devo sentire dotti interventi della onorevole Boldrini e dell'onorevole Scalfarotto, che introducono, vorrei leggerlo, questo tema, che per me appare del tutto irreale e non so con quali documenti provato. Rimuovere nello sport discriminazioni, gender gap, transfobia, omofobia, violenza di genere e molestie in ambito sportivo. Io non ne ho notizie, l'ambito sportivo mi è sempre sembrato un campo libero in cui la sessualità vive libera senza bisogno di essere protetta. Quando sia omosessualità
non è certamente discriminata. Non capisco perché essere sempre alla moda, seguire la moda, seguire la necessità di obbedire a delle stronzate senza Onorevole logica, Sgarbi, senza riferimento. onorevole Sgarbi, la richiamo all'ordine. Onorevole Rossi, prego, a titolo personale. Grazie Presidente. Parlo in ordine a un fatto piuttosto grave a cui ho assistito relativamente a questo. Senz'altro, onorevole Sgarbi, dopo le darò la parola, ma intanto risolviamo questa vicenda. C'è qualcuno che parla a favore? No, quindi... Onorevole Presidente, intendevo indicare già alla fine della seduta, prima della sospensione, un vulnus alla democrazia che mi è apparso intervenire attraverso quello che potremmo definire traffico di influenze, quando alla insperata vittoria su quell'emendamento che la democrazia presuppone, esiste la possibilità che l'opposizione possa avere un emendamento a suo favore, è intervenuto il capogruppo, un esponente di 5 Stelle, chiedendo la sospensione della seduta. Un attimo prima, un sottosegretario di nome Ferrarese, rivolgendosi in maniera privata ma allusiva, ha detto: a noi finisce qui, come se ci fosse un'intesa fra l'esecutivo e il Parlamento. Mi pare che questo non sia corretto. La democrazia non presuppone che ci sia un signore che ci guarda con l'aria ammiccante dicendo non ci piace il voto, si va a casa. Il voto democratico va rispettato senza che ci sia una minaccia o un ricatto da parte dell'esponente del governo che ammicca con l'esponente del Parlamento. Non mi è piaciuto e lo ha visto anche l'onorevole Costa. Che finisca qua non lo si dice a un Parlamento democratico. Si vota e si va fino in fondo. Grazie. Colleghi, per favore. Prego. Gentile Presidente, non posso negare che mi piace questa cagnara, ma c'è un dimenticato profilo etico che voglio ricordare. È tempo di grandi padri, di elevati maestri, ed ecco il governo Grillo-Renzi. Eppure quando il figlio fu accusato del delitto Montesi, il padre, il ministro degli esteri Attilio Piccioni, si dimise. Quando il figlio dell'elevato Grillo è stato accusato di stupro, Grillo ha fatto Di Maio, ministro degli esteri, cercando la copertura del PD che controlla i giudici. Vedi il caso Palamara. Grillo si è agitato come un ossesso per fare un governo amico col nemico Renzi, rinnegando il suo movimento e arroccandosi nel palazzo con assoluta spudoratezza e con il sostegno dei parlamentari terrorizzati che hanno acceso mutui per la casa. I social li stanno massacrando. Nessun preciso principio politico, nessun rispetto per gli elettori, ma su di loro pende come un masigno la riflessione di Paolo Borsellino. La rivoluzione si fa nelle piazze con il popolo, ma il cambiamento si fa dentro la cabina elettorale con la matita in mano. Quella matita più forte di qualsiasi arma, più pericolosa di una lupara e più affilata di un coltello. Questa matita vi distruggerà, vi infiserà. La mia fiducia nella vostra inconsapevolezza e selerataggine non è finita. Vedremo di peggio. Deputato Colletti ha chiesto di intervenire, prego. Quali articoli? 68 e seguenti. 88. Comunque le volevo semplicemente dire che per quello che riguarda leggi ordinarie relative al Parlamento, agli organi delle regioni e alle leggi elettorali, quale questa è previsto il voto segreto. Chiedo che si rifletta su questa cosa. Il voto segreto riguarda le persone, la riforma elettorale e tutto quello che non può essere abbandonato a un voto semplicemente di riduzione senza prospettiva. È legge elettorale e ci vuole il voto segreto. Se poi volete approfittare anche di questo, fatelo. La democrazia è sospesa e non c'è legittimità. Grazie. Deputato Sgarbi, il voto segreto non può chiederlo solo lei, lo devono chiedere 30 deputati. In ogni caso questa è materia costituzionale, il voto segreto non è previsto. Presidente Brescia, prego. Gentile Ministro, onorevoli colleghi,
c'è una grave emergenza democratica nella giustizia, grazie alla indifferenza delle istituzioni, anche questa, e alla stessa azione asimmetrica contro l'autonomia della magistratura del ministro Bonafede. È stato infatti arbitrariamente revocato e trasferito a Torino il procuratore Lupacchini, la cui azione irreprensibile ha semplicemente indicato la verità. Su 330 arrestati, e lo sanno bene gli amici del PD, 90 sono stati scarcerati dopo un'azione spettacolare con 4.000 esponenti delle forze dell'ordine e dopo un grande polverone giudiziario. Ebbene, Lupacchini ha detto la verità, è stato trasferito per aver detto la verità. Nessun provvedimento è stato preso contro il procuratore Gratteri in favore di una pubblicità che è legata non alla verità dell'azione, ma a un'azione volta alla umiliazione dei calabresi, quando egli ha dichiarato: sto derattizzando la Calabria, non con il fioretto ma con la scimitarra. Per derattizzare la Calabria, detto davanti a una scolaresca, ho bisogno di non rispettare le regole. Sono un eversore, a me le regole non interessano. Ora, tutto questo con l'aggiunta ci vogliono non 200 volte, ma grazie 360. onorevole Sgarbi. Queste parole dovranno grazie rispondere onorevole di questo, Sgarbi, caro Ministro. grazie. Onorevole Presidente, sentito questo ultimo intervento di cui non capisco bene la resilienza, credo che vada detto esattamente l'opposto. Non c'è in questo momento alcuna emergenza, non solo nelle regioni non colpite, ma anche in quelle colpite. Vorrei ricordare alla vostra attenzione la dichiarazione che in molte televisioni è passata, ma evidentemente qui non è arrivata, di una studiosa che si chiama Maria Gita Gismondo, che dice: a me sembra una follia, si è scambiata un'infezione appena più seria di un'influenza per una pandemia letale. Non è così, è una follia, uccide di più l'influenza. Cerchiamo di ragionare che l'Italia è ferma e avrà un danno tragico nell'economia se continuiamo a fingere che ci sia una epidemia che non c'è, non esiste, e il governo, per inseguire le regioni, sta facendo una cosa ancora più grottesca. Ogni voto che noi diamo è un voto contro l'Italia, contro i cittadini, contro l'economia. Ve ne pentirete, sarete maledetti. Lo dico qui perché rimanga la voce che l'emergenza Deputato Sgarbi, modi di linguaggio. Sì, Presidente e collega Inzerillo, davanti a un pericolo che non c'è. E il discorso fatto dall'onorevole Trizzino dovrebbe condurlo esattamente all'opposto di un voto favorevole. Mentre noi siamo qua a parlare, già in televisione smobilitano, dice: beh, l'emergenza è passata. Non sanno che stiamo votando per rincorrere le regioni del nord, dando poca dignità a un governo che finge un'emergenza che non c'è. Non c'è quell'emergenza, ed è il discorso che ha detto fra le righe Trizzino, però poi vota a favore di quello che è un decreto voluto da un presidente nato dal nulla, che per forza deve dare la dimostrazione di essere più bravo di Fontana e più bravo di Zaia. È tutto ridicolo, è un voto ridicolo, grottesco, è un procurato allarme che meriterà alla Corte Costituzionale un esposto per dire: hanno mentito governo, regioni e stampa. Fino a ieri la stampa mostrava persone tutte con le mascherine, quelle legate da lui, in una situazione di pericolo che non c'è. Ve ne do un esempio. La più grande quantità di cinesi non sta a Codogno, sta a Prato, e la Toscana non ha un solo in pericolo, perché dei 2.500 cinesi 1.500 sono stati messi in un albergo e tenuti sotto protezione per volontà del governo comunista. Colleghi, dov'è il pericolo per chiudere le scuole, i musei, i teatri? È una violenza contro la cultura, contro la civiltà, contro il buonsenso, e noi votiamo questo. Chi vota sarà responsabile di essere stato complice di procurato allarme, di una grande finzione, di una presa per il culo del mondo, umiliando l'Italia davanti al mondo, per cui alla mostra di Raffaello i cinesi non potranno entrare, semmai aprirà quella mostra. È una cosa totalmente ridicola. E il compagno di partito, già Nitti, regista, che ha raccontato quanti uomini di teatro, quanti spettacoli, quanti cinema, quante persone non possono più esercitare il loro lavoro perché c'è un vecchio di 88 anni che forse è morto di influenza. Questa è la realtà oggettiva indicata dal CNR e dalla
Gismondo una settimana fa, proprio così, Colleghi, lo sapete benissimo, colleghi, lo sapete benissimo. Deputato Fiano, deputato È Fiano. una finzione. Deputato Fiano, deve far finire Sgarbi. Deve far finire Sgarbi. Devi far finire Sgarbi. Deve far finire il deputato. È una finzione. Deputato, È una finzione. Fiano, deputato Fiano, È prego. una finzione. Facciamo È una concludere. finzione. Facciamo Non c'è concludere. niente. Sì, facciamo Ma concludere. quale Deputato linguaggio? Fiano, la richiamo Ma all'ordine. vergognati tu. Deputato Fiano. Deputato Fiano. Prego. In questo momento chi accenda la 7 sentirà che la televisione più Deputato singolare, Fiano. quella che si chiama 8 e mezzo, dice ma allora c'è stato un procurato allarme finto. Dico guarda che il governo vota adesso, mentre noi parliamo stanno votando quello che tu ritieni già superato dal buonsenso, dalle persone che non vogliono stare chiuse in casa, che vorrebbero andare a vedere le mostre, che vorrebbero andare a Milano. Perché al museo egizio nessuno può entrare e al Mart entrano persone una a distanza di 1 metro dall'altra? Ma che roba è? Ma quale finzione è? Ma quale ridicolo discorso dovete fare fingendo voi che lo sapete perfettamente che ci Deputato sia una Sgarbi peste si rivolga a che me. non c'è, Deputato non c'è Sgarbi quella si peste. rivolga a me. Presidente, lei lo sa meglio di me, la peste non c'è. Il suo amico De Magistris, o mezzo amico che sia, vuole chiudere le scuole anche in campagna per fare le pulizie, approfittando dell'epidemia a Codogno. Questo vuol fare De Magistris, questa è la follia. L'ex ministro Fioramonti vuole estendere l'emergenza, lo ha detto, dalle regioni appestate a quelle sane. Nelle Marche non c'è nessun appestato, hanno chiuso le scuole lo stesso. Ma chi dobbiamo prendere in giro? Dico giro per non dire quella parte del corpo che non piace a Fiano. Dirò allora chiudiamo. Deputato Dobbiamo Sgarbi. prendere per l'ano. L'avrei richiamata Possiamo sul dire finale questo? su Ecco. questa parola. Prego. Appunto. Allora, io credo che tutti voi qua sapete che quell'epidemia non c'è. E stiamo votando una norma, un decreto legge che dice le stesse cose di Veneto e Lombardia perché non sia scoperto il governo giallo-rosso rispetto alle regioni della Lega. Siete caduti nel tranello di Salvini e lo sapete perfettamente. Avete rincorso Salvini che ve l'ha messo nell'ano ancora una volta. Deputato Sgarbi, la richiamo al linguaggio consono a quest'Aula. Per me che sono in Parlamento da tempi lontani e ho visto la parabola di Mirko Trebaglia e quella di Enzo Fragalà, e sono stato amico di entrambi e più vicino al secondo per posizione ideale. Il ricordo dell'onorevole Fassino mi sembra generoso nell'avere riconosciuto alla parte avversa valori ideali e alti, ma vorrei comunque distinguere tra chi come Tremaglia è stato il più attento e convinto amico del corruttore della democrazia del nostro tempo, se lo posso dire, un magistrato che poi ha fondato un partito e ha fatto saltare tutta la filiera dei partiti tradizionali, di cui non voglio neppure ricordare il nome, e Fragalà, che invece era un garantista vero e si era sospinto fino a sostenere la legittimità della posizione di Bruno Contrada, in tempi in cui non c'erano Trojan, intercettazioni, e quindi c'era in lui la visione nobile e vera di chi non crede a chi pensa che l'onestà sia l'unica soluzione per affrontare la politica. Croce diceva il vero politico onesto è il politico capace. In questo Parlamento troppi sono figli di quella ideologia in cui l'onestà è solo di se stessi e gli altri sono disonesti, e in cui noi siamo buoni e gli altri sono cattivi. Credo che da questo punto di vista Fragalà sia stato un uomo laicamente lucido nel riconoscere i diritti di chiunque e difendere cause difficili, essere più innocentista che colpevolista. Noi abbiamo un Parlamento che, come sappiamo, è prevalentemente colpevolista a fronte di garanzie che vengono date a magistrati che fanno arresti così a man bassa per poi scoprire a un certo punto che quelle persone erano innocenti. Abbiamo arrestato in questo momento un collega di Forza Italia che si chiama Pittelli, che è sicuramente innocente. Lo dico qui nella certezza che quando sarà liberato qualcuno non pagherà per averlo sequestrato. E da questo punto di vista Fragalà è stato un uomo talmente limpido che il suo nome non può essere accostato se non a quello forse di Marco Pannella, cioè di persone pronte a combattere perché sia meglio libero un colpevole che un innocente in galera. È esattamente l'opposto di quello che questo Parlamento e anche la parte politica a cui lei appartiene vuole e conduce avanti. Onorevole Ministro,
onorevoli colleghi, il dilemma di questi giorni è fra due concetti fondamentali che riguardano la vita dei cittadini: la libertà e la salute. Abbiamo accettato di comprimere la prima. Quando si parla di questo Parlamento chiuso, nella sostanza si parla anche di questo. E ammesso che sia cosa giusta, dobbiamo dire che questo vale per tutti i cittadini, compresi i detenuti, i quali hanno diritti basilari, tra i quali quello alla salute. Mi chiedo quindi come, oltre al rischio della libertà per gli innocenti, possano stare in carcere i detenuti con custodia cautelare prima del primo grado e quindi come non sia necessario restituire loro con la libertà il diritto alla salute. E mi chiedo anche come possa vivere serenamente queste giornate il ministro Bonafede, che con il principio della obbligatorietà dell'azione penale è in piena flagranza di reato rispetto al decreto del Consiglio dei Ministri che il suo comportamento intende superare dal punto di vista del leggo necessariamente quello che dice e impone il DPCM. Sono sospese manifestazioni, eventi, spettacoli, ivi inclusi cinematografici, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza 1 metro interpersonale di almeno 1 metro di cui è allegato. Quindi com'è possibile che lei possa garantire 1 metro in carceri in cui sono in 3, in 4 o in 5? Lei in questo momento è pieno nella responsabilità morale e giuridica. Lei è indagato. Un giudice che abbia correttezza deve indagarla perché lei è untore rispetto al rischio di morte che corrono quei cittadini. Concordata, vorrei indicare tra i disagi, oltre al fatto che i cittadini non hanno possibilità di fare funerali ai loro congiunti scomparsi, come sia la prima volta che nella Camera non si commemorano deputati, colleghi di grande importanza come Carlo Casini e Alberto Arbasino. Credo di poterlo fare. Non so se nell'ora che ci separa da qui all'incontro con il Presidente del Consiglio o più tardi, ma mi pare necessario che, avendo diritto di parola, perché non sia sospesa la Camera, si onorino almeno i morti, i grandi morti della cultura, della politica, dell'arte italiana.